Abbiamo questo concorso che abbiamo fatto a Cortina, io infatti vi farei vedere anche un brevissimo video che racconta di questo evento e racconta di che cosa aspetta adesso il piatto dei gnocchi olimpici che abbiamo brevettato. Abbiamo portato un piatto che rappresenta il tema importante di Cortina, che sono gli gnocchi olimpici, e abbiamo ricevuto il primo premio. Ora noi lo stiamo rielaborando, stiamo portando avanti un progetto con i ragazzi di cucina per proporre questo piatto in vendita, quindi ricreare gli gnocchi, cercare di testarli una volta congelati, scongelati e cotti, per poterli poi confezionare e metterli nel mercato. Quindi l'idea è proprio di creare un commercio che va dalla progettazione del piatto fino alla loro vendita effettiva reale, quindi i ragazzi possono vedere come si crea effettivamente un progetto ben riuscito. L'idea del concorso è arrivata insieme ai miei compagni, che ci siamo messi la posizione di decidere con un'idea che potesse stupire il giudice, con una ricetta semplice, perché i gnocchi, essendo una ricetta molto usata soprattutto in Veneto e molto classica, abbiamo dovuto spingerci le meningi per trovare un'idea che stupisse i giudici, tra cui Carlo Cracco, che ci ha fatto un po' di paura, per dirci, ci ha agitato, ci ha dato la spinta per dare il nostro meglio con questo piatto. Un altro brevetto, anche il Pandavin, è stato un grande successo per noi, perché è stato un progetto creato da zero dagli alunni, e dagli alunni anche oggi è seguito, infatti loro lo presentano alle cantine, lo portano, fanno tutta quanta la parte commerciale, quindi noi siamo veramente protesi verso il sistema aziendale. Tra io e le mie compagne ci siamo trovati in gruppo fuori orario dello scolastico, ci siamo riuniti, abbiamo consultato varie idee, provato insieme ai professori, ai docenti, abbiamo provato varie tecniche di cottura degli gnocchi, tra il colore e molte altre caratteristiche del nostro piatto. Ci siamo veramente sbizzarriti con le idee.